Ma la legge 328 del 2000 parla della tutela dei disabili psichici e di altri tipi di disabili. Ad Agrigento c'è un problema cardine che è quello sui disabili psichici, poi ci sono altri problemi in altre fasce che affronteremo al loro tempo. Intanto affrontiamo questo, disabili psichici ai quali il Comune dovrebbe garantire, dopo proposta dell'ufficio di igiene mentale dell'ASP, garantire un ricovero per una riabilitazione di queste persone. Queste persone vanno ricoverate in centri abilitati, l'abilitazione questi centri la ricevono dall'ASP e dagli uffici preposti. Da quel momento ne risponde il Comune con una percentuale base che va corrisposta al Comune da parte della Regione, e lo fa, e da parte dell'ASP, che in questo momento non lo sta riconoscendo. Non lo riconosce in questo momento, ma non lo riconosce già dal 2017. Perché questo? Il Comune ha perso, e in questo momento mi posso permettere di dirlo perché c'è una sentenza, il Comune ha perso anche una causa con l'ASP di Agrigento per un importo di 3.300.000 euro. Qualcuno mi dice: ma il Comune come ha pagato queste somme se ora ha perso la causa? Il Comune aveva pagato queste somme solo con le fatture, con dichiarazioni. Non ha mai sottoposto le cooperative a convenzione, le cooperative non sono convenzionate, ma continuano a dare un servizio al Comune. Il Comune in questo momento, in questo preciso momento, continua a pagare le cooperative in assenza anche della convenzione. Nella causa, nella sentenza è scritto che il Comune non ha gli incartamenti idonei a ricevere il credito da parte dell'ASP. E vi ho detto tutto. Oggi si assicura il ricovero di 2 indigenti su un elenco che il Comune dice di avere di 24 indigenti che non hanno in questo momento l'assistenza, mentre 92 ce l'hanno. E il problema nasce lì, perché ricoverano i 2 indigenti in una struttura non per disabili psichici, ma per inabili. Sarebbero le vecchie case di riposo. E se succede un qualcosa, è abilitata quella struttura a ricevere i disabili psichici? No, vi assicuro che non è così. Mi riferisce un uccellino che il Comune asserisce che anche altre cooperative che assicurano il servizio di disabili psichici non sarebbero a posto. Ma perché non lo denunciano? Cioè, attenzione, io non voglio difendere né le cooperative e neppure l'amministrazione, ma si siedano, risolvano il problema. Io ho già chiesto ufficialmente come Codacons un incontro al prefetto, vorremmo solo ed esclusivamente esporre al prefetto, e per questo abbiamo alzato il polverone, del rispetto della legge. C'è una legge che si chiama 328 del 2000. La legge va rispettata, se non è il prefetto a farla rispettare ci siano altri, ma siccome la massima autorità nazionale in loco è quello ed è il prefetto, svolga il suo ruolo, faccia rispettare al Comune di Agrigento non solo questa legge, perché il Comune di Agrigento ritengo che sia uscito fuori dai cardini. Quando finirà lo sciopero? Lo sciopero tra mezz'ora verrà sospeso perché inizia la Santa Pasqua. E solo per questo motivo sospendo lo sciopero in attesa che mi chiami il prefetto.